vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloci, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2012. Quest'oggi ci troviamo a Kuala Lumpur per il Gran Premio della Malesia e siamo in compagnia di... del Commendone veneziano. Ciao raga. Oggi vedremo un po' di effettuare la nostra, come dire, campagna in multiplayer, ovvero il campionato, il Gran Premio di Kuala Lumpur, il secondo Gran Premio del Mondiale. Ovviamente il primo Gran Premio è stato effettuato sul canale del Kumenda, adesso vedremo di continuare così una gara per volta. Allora, adesso vedremo di capire più o meno gli assetti, abbiamo il 25% di gara disponibile, ovvero 14 giri disponibili quest'oggi con un meteo abbastanza favorevole, abbiamo un sole che spacca le pietre, 0% di probabilità di pioggia e partiamo dalla sesta posizione con un tempo abbastanza buono, 1.38 e 450 circa. L'assetto che potete vedere all'interno della mia sezione è simile a quello che ho utilizzato per il Gran Premio della Malesia, che ho utilizzato nella campagna in single player. Potete vedere un assetto che utilizza un alettone anteriore molto elevato, in corrispondenza a un alettone posteriore che viene regolato di conseguenza, dei freni ovviamente con un bilanciamento abbastanza elevato per ottenere molto sovrasterzo nelle diverse curve del primo e del secondo settore. Ho puntato molto sull'aderenza in curva a discapito della reattività, in modo tale da essere più competitivi, perché credevo che ci fosse, come dire, un tempo un pochino diverso, ovvero le previsioni meteorologiche previste erano ovviamente bagnato, però ce la siamo cavata abbastanza bene. L'altezza dal suolo è inferiore alla norma per sfruttare ovviamente la rigidità del nostro assetto anche nel primo settore, che comprende davvero diverse curve veloci. Per quanto riguarda il cambio, ovviamente essendoci due importanti rettilinei e soprattutto diverse curve veloci, ho impostato delle marce davvero molto lunghe per sfruttare la velocità massima, che è di circa 319 km/h. E per quanto riguarda l'allineamento, ovviamente ho cercato di stabilizzarmi un po' per quanto riguarda aderenza in curva e per quanto riguarda ovviamente la stabilità dell'avantreno e del retrotreno, visto che abbiamo un assetto un pochino, come dire, aggressivo. Bene, vediamo un po' di lanciarci immediatamente nella nostra sesta posizione di gara per iniziare quindi questo fantastico Gran Premio. Inizieremo con i pneumatici duri, effettueremo la sosta al giro che vedete, non lo diciamo a Marchino se no si elabora la sua strategia, ok? Però Gio, devo spiegare anch'io il mio assetto. Certo. L'assetto kumendiano. No, io ho un assetto molto aggressivo, anche troppo. Infatti nel primo settore ho stabilito il miglior tempo assoluto, però poi nel settore 3 malissimo. Infatti partiamo dal 17° posto. È molto duro ragazzi, però insomma il Commendone è pronto a dominare con dei sorpassi paurosi. Buon Eddie, andiamo. Bene, lanciamoci lupo. immediatamente. Lui, vi ricordo che guida la Ferrari, ha sostituito Fernando Alonso. Io come al solito Pippo Williams. Massa. Massa. Pippo Massa. sì, Pippo. No, niente, io come al solito Williams fedele fino all'ultimo. Ok, lanciamoci immediatamente. Dai cavolo. Allora, vediamo un po', la pole è stata Ricordo conquistata da Lewis Hamilton, seconda posizione Raikkonen, terza posizione probabilmente Michael Schumacher con un tempo fantastico. L'asfalto è bollente e le marmitte rombano, signore e signori. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Allora, vediamo un po'. Che tu possa finire la corsa tra i primi 17. Dacci dentro. Eccoci, 4 semafori accesi ed ecco che inizia il Gran Premio della Malesia. Le autovetture lasciano la loro postazione di partenza. Persa davanti a noi Michael Schumacher, attenzione, Lewis Hamilton conquista la prima posizione. Vediamo un po' quello che riesce a fare anche Marchino, che si trova nelle ultime file. Eccoci davanti alla prima curva. Vediamo un po' se riusciamo ad affrontarla all'esterno. Mamma mia, siamo riusciti a guadagnare un ottimo vantaggio su Lewis Hamilton, che all'interno ha detto il sorpasso, è costretto a rientrare in scia. Si guadagna la prima posizione per questi primi metri appena adesso affrontati. Maledetti. Vediamo Dai, un po'. Alfonso, togliti dalle palle. Vediamo un po' qualche informazione in più per quanto riguarda le ultime file da Marchino. Descrivici la situazione, come va là sotto. Che Alfonso mi ha tagliato la strada, maledetto. Il fosso? Siamo 14esimi, abbiamo recuperato un po'. Sì. Non stiamo facendo rally. Allora, mamma mia.
Lewis Hamilton seconda posizione, a quanto pare dietro di noi c'è Annusa il posteriore, si esce un attimo fuori pista, mamma mia, devo continuare a mantenere la stabilità. Rosberg terza posizione, Pastor Maldonado avrà conquistato probabilmente l'ottava posizione. Ho visto che è partito in maniera concreta, ricordiamo compagno di squadra fedele anche in questa lotta Ferrari-Williams. Chissà quello che riusciremo a combinare, intanto 5 decimi di secondo da noi, Lewis Hamilton che ci segue a una velocità impressionante, intanto si cerca di guadagnare vantaggio all'interno del terzo settore. Vediamo un po' adesso come sta andando Marchino nelle retroguardie. Vediamo un po'. 12esimo. Vabbè, anzi, partendo dalla 17ª posizione. Attenzione ancora Lewis Hamilton dietro di noi, tenta il sorpasso, probabilmente all'interno del secondo giro tenterà l'utilizzo del DRS e soprattutto un sorpasso all'esterno in questi primi due rettilini. Vediamo un po' adesso all'interno quello che riusciremo a fare in questo ultimo curvone che ci porterà a sapere quello che siamo riusciti a combinare in questo primo giro. Vediamo un po' come vanno le gomme. Perfetto, partiremo con delle gomme, siamo partiti ovviamente con delle gomme morbide un po' usurate appunto per le qualifiche, sono al circa all'89% di integrità. Attenzione, eccoci nuovamente alla prima curva, vediamo un po'. Perfetto, la stiamo affrontando nella maniera adeguata, cerchiamo di limitare il carburante. Ok, perfetto, continuiamo per questa strada. Vediamo un po' come sta andando là sotto, Marco. Decimo posto. Perfetto, continua a recuperare anche nonostante lo svantaggio e si effettua il miglior giro per quanto riguarda il primo settore. Mamma mia, 5 secondi in meno per quanto riguarda la partenza e siamo riusciti a distanziare Lewis Hamilton di ben un secondo dalla nostra posizione. Davvero una scheggia quest'oggi la Williams, grande partenza, magari più tardi la rivedremo per capire più o meno le strategie di partenza che sono state effettuate dai piloti. Attenzione, Nico Rosberg ricopre la terza posizione, sicuramente sta guadagnando vantaggio su Lewis Hamilton, però quest'oggi, guardando un po' sugli spalti, diversi spettatori che cercano di assistere alla gara. Mamma mia, adesso nel secondo settore vediamo quello che riusciremo a fare. Attenzione, ci sono addirittura le tende dei nostri spettatori, eccoli qua con le bandiere dell'Inghilterra. Altri 5 secondi guadagnati per quanto riguarda il nostro giro precedente. Vediamo un po' qualche altra informazione che ci arriva dalle retroguardie, come sta andando. Sempre decimo posto purtroppo, sono in lotta con Paul di festa o Paul di resta per gli amici. Porca mignotta. Vediamo di continuare, probabilmente c'era un piccolo problema al KERS, non funzionava nella maniera migliore ed eccolo perché Lewis Hamilton tenta di approfittarsene ed eccolo sempre dietro di noi, avrà guadagnato 3 o 4 decimi di secondo adesso all'entrata dell'ultima curva, questo tornante a gomito che ci porterà direttamente al terzo giro per capire più o meno quello che abbiamo combinato. Eccolo, intanto Marchino al decimo posto, 1:41, probabilmente il miglior giro. Sì. DRS abilitato, adesso arriveranno, come dire, le sorpresine. Attenzione, Lewis Hamilton tenta il sorpasso all'interno, ci troviamo all'esterno, vediamo quello che riusciamo a fare. Mamma mia, tramite l'utilizzo dell'ala mobile posteriore è riuscito a guadagnare 30-40 km/h, ha tentato il sorpasso, ma la Williams è riuscita a difendersi in maniera fantastica. Vediamo un po' come sta andando al decimo posto, Marco, adesso che ha il DRS. Niente, purtroppo sì, però problemi nel settore 3, non c'è niente da fare, faccio fatica a tenere la macchina in pista, un assetto non meraviglioso purtroppo. Non sono molto soddisfatto. Ma ovviamente senza effettuare le prove libere è abbastanza difficile stilare l'assetto con questo tempo disponibile. Intanto ancora Lewis Hamilton, mamma mia, con la sua grande macchinona sempre dietro di noi che tenta di ottenere il nostro primo posto. Cercheremo di non lasciarlo, eccolo qua sempre dietro di noi che tenta appunto di sfilarci la posizione. Vediamo di non lasciargliela, abbiamo ancora qualche kilowatt disponibile da sfruttare con il KERS. Andiamo, questa bella salitona. Dai, comandone. 6 decimi di secondo da noi il nostro caro Lewis Hamilton, lo stiamo distanziando, si esce un attimo fuori pista, si perde qualche decimo. Attenzione, Lewis Hamilton guadagna la prima posizione, piccolo errore, maledizione, ho perso parecchio, vediamo di recuperarlo. Potrebbe commettere un errore il nostro ingegnere, ci conferma, però cerchiamo di recuperarla. Avanti, parte la lotta, no! Si esce fuori pista, maledizione, ho perso parecchio, mi ritrovo all'8° posto, sono uscito fuori pista, vediamo di recuperare. No, ecco Eddie! Maledizione! No, Comendone dietro di me, con la Ferrari! Eccolo! Ecco Eddie! No, mi sorpassa all'esterno! Vediamo di entrare, eccolo! Maledizione, andiamo, eccolo, è alla mia destra, vediamo di superarlo, adesso potremo utilizzare l'ala mobile posteriore, avanti che ce la facciamo, forza! Ferrari si stanno preparando per un pit stop, crediamo sia per Alonso. Alonso sta per effettuare un pit stop, vediamo se possiamo recuperare qualcosa, forza, tutta manetta, ed ecco il Comendone davanti a noi, vediamo se possiamo passarlo, forza che ce la facciamo, siamo all'interno. Oddio, andiamo a tutta manetta. Mamma mia. Ecco, ho perso davvero tantissime posizioni per che duelli, raga. Davvero tantissime posizioni perse. Eccolo davanti a me, ho utilizzato addirittura il carburante al massimo per superarlo. Eccolo, andiamo che ce la facciamo.
forza. Avanti che lo riprendiamo, davanti a noi abbiamo abbastanza KERS, soprattutto DRS da utilizzare nei prossimi settori. Mamma mia, vediamo se possiamo farcela. Ma come ho fatto a perdere la prima posizione? Continuiamo, dobbiamo mantenere la calma. Ecco, ma sei tu quello davanti a me, vero? All'8° posto. Perfetto, sì. Avanti, forse la gara si fa ancora più emozionante. Duello 1 contro 1, eccolo davanti a noi. Gli fiuto il posteriore, vediamo se possiamo fare qualcosa al 4° giro. Attenzione, si tenta il sorpasso. Attenzione, eccolo davanti a noi, riesce a recuperare parecchio. Ricordiamoci, con la sua Ferrarona tenta di fare qualcosa davanti a noi. Attenzione. Mamma mia, si perde davvero parecchio. Adesso vedremo se possiamo recuperarlo nella sezione del DRS. Siamo a circa 2 decimi di secondo. Mamma mia, eccolo. Andiamo che ce la facciamo molto bene. Possiamo utilizzare la nostra ala mobile. Siamo forse all'interno della nostra sezione preferita. Andiamo che ce la facciamo. Mi sembra che l'ala mobile si può usare nell'altra sezione, non in questa, vero? Sì, nel rettilineo finale, sì, rettilineo finale. Perfetto, box. Sto cazzo di terzo. Eccolo, testa a testa, 1 contro 1, si utilizza la mobile posteriore. Vediamo se ce la fa. Eccolo, passaggio all'esterno, 1 contro 1. Forza che ci riesce, mamma mia, sorpasso all'esterno. Attenzione in frenata, eccolo. Gomma contro gomma, mamma mia, si tenta il sorpasso, ci ostruisce. Oh mamma mia, vediamo un po' quello che possiamo fare. Abbiamo ancora un bel po' di KERS. Che duello, ragazzi. Eccolo. Mamma mia, oh, esco fuori pista. Attenzione, avvertimento, taglio di curva. Vediamo se si può fare ancora qualcosa. Avanti che ce la facciamo, 1 contro 1. Mamma mia, sgommano. Merda. Eccolo, arriva il sorpasso. Mamma mia, nona posizione, che duello. Vediamo quello che si riesce a fare. Mamma mia, vediamo un po'. Ancora abbiamo perso davvero parecchio. Bergn davanti a noi. Dobbiamo utilizzare il nostro carburante nella miscela normale. Maledizione. Vediamo se possiamo continuare da questa parte. Abbiamo 7 piloti davanti a noi. Ma come ho fatto nel terzo giro a perdere quell'aderenza? Forse ho sdrittato un pochino in bel sorpasso, Eddie. Ah no, attenzione. Ok, adesso nella sezione della salita abbiamo un bel po' di svantaggio su Bergn. Cercheremo di recuperarlo nei prossimi giri. Solo che ho spremuto la vettura davvero tantissimo contro il Cumendone, che davvero non si lasciava superare. Adesso l'abbiamo distaccato di 1 decimo di secondo, anzi 1 secondo e 2 decimi. Molto bene, vediamo di continuare da questa parte. Attenzione, perfetto, vediamo di fare qualcosa. Abbiamo perso, maledizione, 2 posizioni per quanto riguarda la nostra posizione di partenza. Vediamo un po'. Abbiamo pneumatici usuratissimi. Date un'occhiata al pneumatico anteriore sinistro come combinato. Allora, abbiamo ancora 7 posizioni da guadagnare. Vediamo se ce la possiamo fare. Andiamo. Perfetto, vediamo un po'. Ma mi sa che quell'incidente, quella sorta di fuoripista è stato anche più emozionante. Vediamo un po', adesso sicuramente Kumenda potrà utilizzare il suo DRS. Eccolo qui, utilizziamo il KERS, l'ala mobile. Eccolo che dentro il sorpasso all'esterno. Mamma mia, vediamo se si riesce a contrattaccare all'interno. Eccolo, maledizione. Mamma che duello. Eccolo. Mamma che duello. Oh, no, l'ho colpito. Maledizione. No, maledetto, rivoglio la posizione. Ha frenato troppo presto. Maledetto. Mamma mia, non volevo farlo, maledizione. Dov'è? Ancora dietro, sei al 9° posto. Vai tranquillo. Vabbè ragazzi, ma può capitare. Insomma, così vi divertite di più anche voi. Mamma la prossima mia. volta ti tampono io, maledetto. Hai frenato proprio di colpo, ti sono arrivato addosso. Maledizione. Vediamo di continuare da questa parte, che sto davvero tentando di difendermi piuttosto di attaccare Bergn, maledizione. Vediamo un po' adesso, sicuramente non c'è problema. tenteremo di entrare ai box. Ormai lo possiamo anche dire, sicuramente i suoi informatori della Ferrari sono andati a spiare qualche informazione. Sì, perché io ho un ingegnere speciale, si chiama Tori Black, ragazzi. Ah no. Vediamo di continuare, adesso terzo settore l'abbiamo perso. Bergn è a circa 4 secondi da noi, però ancora siamo in tiro con gli altri professionisti che abbiamo davanti. Vediamo di recuperare qualcosa, ma come ho fatto in questa prima curva qui davanti a noi a perdere così tanto tempo? Adesso speriamo solo che i nostri meccanici siano abbastanza abili e veloci da cambiare i nostri pneumatici nella maniera più rapida possibile. Allora continuiamo, 8° posto, ancora siamo nella sezione punti, ancora ce la possiamo fare. Vediamo di entrare con calma, non ricordo di preciso dove si sono i box. Eccoli proprio davanti a noi, la prima a sinistra. Cerchiamo di stare calmi. Eccoli, attenzione, anche i meccanici Ferrari probabilmente si stanno preparando. Forse il Cumendone dietro di noi. Stai entrando anche tu ai box, Marco? No, io sono ancora in pista, attento, un giro veloce. Ok, meccanici Ferrari, meccanici Williams davanti a noi, anche meccanici Sauber, eccoli là. Addirittura anche la Red Bull si sta fermando quest'oggi. Avanti ragazzi, dateci dentro. Vediamo se possiamo fare il tutto nella maniera migliore. 2 secondi e 900. Io ho fatto
Eddie, ho fatto una strategia più lunga io, sto tentando di stare un giro in più e vediamo se va bene come strategia, speriamo bene. Perfetto, attenzione che siamo ancora al 10° posto, abbiamo i pneumatici congelati, l'hanno usciti adesso dal frigorifero, dobbiamo essere molto più rapidi a riscaldarli. Andiamo che ce la facciamo. Ecco, abbiamo Bergman davanti a noi al 9° posto, ha perso davvero tantissimo, dobbiamo cercare di recuperarlo. Lasciamo un attimino la parola a Marchino per cercare di acciuffare il nostro Bergman. Siamo al 3° posto, ragazzi. Ho un giro in più col carburante, speriamo bene, ho le gomme usuratissime. Per fortuna dal piccolo contatto con Eddie non è successo niente, la macchina è ancora perfetta. E niente ragazzi, adesso devo andare ai box, speriamo bene. Spero di recuperare almeno 1 o 2 posizioni. Rosbiff è secondo comunque Rosbiff. Bene, vediamo di continuare ancora 9ª posizione Vergne, abbiamo recuperato davvero parecchio sulla sua prestazione di quest'oggi, vediamo quello che riusciremo a fare adesso nel terzo settore, si perde davvero parecchio, attenzione che anche Mark Webber dietro di noi con la sua Red Bull tenta il sorpasso ma è costretto a rientrare in scia, maledizione, vediamo quello che possiamo fare, sicuramente anche Marchino sta entrando ai box in questo giro perché probabilmente sosta per il Comendone. Il nostro ingegnere ci ordina di sorpassare davvero con una grande intensità, vedremo di farla, abbiamo però un carburante abbastanza limitato, cerchiamo di recuperare parecchio, adesso il Comendone è ai box, dobbiamo superarlo, maledizione, per evitare che ci sorpassi, perché sarà davvero abbastanza dura sorpassare questo rettilineo. Avanti, eccolo, probabilmente sta cambiando i pneumatici adesso, o forse sta uscendo, è nella pit lane, vediamo un po' se è vero. Sì, sono nella pit lane. Eccolo, sicuramente sarà qua accanto a noi, eccolo che esce. Niente, sempre 9° posto, porca miseria. Dietro di me. Eccolo. Vediamo di continuare da questa parte. Maledetto! Perfetto, ce l'ho fatta passare. Andiamo. E adesso l'obiettivo è superare Giofioi. Mi ha detto che ha impostato il motore sulla massima potenza, quindi vuoi acciuffarmi, Sì. Sì, caro siamo mio. quasi a metà, anzi siamo più di metà gara, al 57% probabilmente di completamento della nostra gara. Bergman ancora davanti a noi, non riusciamo a sorpassarlo. Vi ricordo che il nostro obiettivo è il 17° posto, ce la stiamo cavando abbastanza bene per quanto riguarda questo Gran Premio, grandi emozioni, soprattutto grandi duelli, chissà come finirà questo Gran Premio. Ancora la gara è aperta, ci sono ancora più di 7 giri da affrontare, andiamo, perfetto, anzi, forse che ce la facciamo. Io spero nella bagarre. Come sta andando un po' di bagarre davanti, cazzo, qualche... va, insomma, sono le gomme fredde, quindi vado tranquillo perché, come dice il Bonetti, sono uscita dal frigorifero. Ah no? Quindi sono molto fredde. Mamma mia come si perde aderenza, intanto abbiamo guadagnato circa 2 decimi di secondo sul nostro Bergman, diamo un'occhiata al carburante, ecco il Comendone addirittura non lo vediamo nel nostro specchietto retrovisore, è a circa 4 secondi, quindi molto lontano, molto bene, vediamo di continuare da questa parte. Forza che ce la facciamo adesso nella sezione dell'ultima curva, il tornantone, eccolo, 7° ancora Bergman, non siamo nelle condizioni tali da utilizzare il nostro DRS, la mobile posteriore, ma cercheremo di fare del nostro meglio. Abbiamo recuperato per quanto riguarda la pit lane, vediamo qua 2 secondi dalla nostra posizione circa, maledizione, non vorrei rischiare troppo perché ho le gomme che sono ancora, come dire, fresche, non si sono riscaldate a dovere, quindi meglio continuare a mantenere questo basso profilo per questi primi minuti. Ok, vediamo di continuare, forza che ce la facciamo, abbiamo un bel po' di KERS disponibile, abbiamo ancora Comendone dietro di noi alla 9ª posizione, dobbiamo mantenerlo distante, forza che ce la facciamo. Dio mio. Perfetto, vediamo di andare sempre in questa direzione, vediamo un po' come sta andando nelle retrovie, lasciamo un attimino la parola al nostro Comendone, vediamo quello che succede al 9° posto. Che purtroppo nel primo settore sono sempre il più veloce, però il terzo settore è il mio problema, è incredibile, cioè non lo so, ho avuto un assetto veramente stranissimo. Primo settore sono 9 veloci di più, ma nel terzo perdo tutto. Perdo 2 secondi nel terzo settore. Comunque 9° posto, di resta è 10° a 3 secondi, tutto tranquillo per il momento. Bene, ritorniamo alla postazione della Williams, come potete vedere alla telecamera numero 1 ci ritroviamo sempre a 3 secondi dal nostro Bergman che si sta allontanando davvero tanto con il nostro carburante nella postazione media, non riusciamo a mantenere il contatto con il nostro caro pilota, ma probabilmente adesso cercheremo di fare di meglio, utilizzeremo le nostre riserve probabilmente al 12° giro per riuscire a recuperarlo. Comunque siamo in zona punti e ovviamente il nostro obiettivo fondamentale è quello di mantenere questo aspetto per la classifica costruttori ma anche
anche per la classifica piloti. Ancora il campionato è iniziato da poco, le prime 2 gare ancora c'è tutto un intero campionato da giocare. Vi ricordo che la prossima gara sarà sul canale del nostro Commendone, quindi ovviamente le gare si alterneranno, ce ne saranno 10 in un canale e 10 in un altro, ci saranno ovviamente i giusti link, le giuste classifiche in descrizione, quindi potete dare solo un'occhiata per capire più o meno quello che succede nel mondiale. Vediamo un po' ancora, diamo un'occhiata alla nona posizione del Commendone, vediamo cosa succede, che non lo vedo neanche più nello specchio retrovisore, vediamo di capire più o meno quello che succede. Momento difficile, adesso le gomme non rispondono bene, non sono ancora in temperatura, devo lottare con Di Resta per la 10ª posizione, ormai è utopia superare Eddie, spero in qualche ritiro davanti, questa è la situazione. Bene, abbiamo recuperato parecchio per quanto riguarda il primo settore, proprio perché ho utilizzato tutto il nostro KERS, la nostra energia cinetica conservata, siamo riusciti a migliorare parecchio per quanto riguarda l'ultimo settore, vedremo di continuare verso questa strada. Maledizione, i piccoli errori all'inizio di aderenza ci hanno fatto finire fuori pista e sicuramente ci hanno fatto perdere delle posizioni importanti. Vedremo adesso nella prossima gara di fare meglio, probabilmente il prossimo Gran Premio sarà il Gran Premio di Spagna, mi sembra, no? No, Cina. Il Gran Premio di Cina, Premio della perfetto, Cina. vedremo quello che possiamo fare, sicuramente cercheremo di essere più competitivi. Pilota alle tue spalle. Abbiamo, come dire, distanziato il nostro Commendone di 4 secondi circa, quindi possiamo stare un po' tranquilli, ma sicuramente anche il nostro Bergn si è allontanato parecchio. Vediamo di continuare per questa strada. Abbiamo i pneumatici abbastanza riscaldati, adesso hanno raggiunto la temperatura ideale, sicuramente ancora non si trovano usurati per quanto riguarda la loro usura massima. Vediamo di continuare, abbiamo 6 piloti più veloci in pista davanti a noi, vedremo sicuramente più avanti le classifiche come si sono evolute per capire più o meno cosa succede. Allora, vediamo di continuare, sicuramente avrai un bel treno di piloti dietro di te, mi sembra, vero? Ho visto che hai anche... Sì, e soprattutto c'è Alonso che è 11esimo, quindi le Ferrari molto male le Ferrari a Sepang, perché Alonso è 11esimo. Riesci a vedere Maldonado e probabilmente sarà intorno a quelle posizioni, no? No. Ah. Maldo no, ma poi tu sei con... Sì, Maldonado perché Senna è il secondo pilota, quindi sei te e Pastor, Senna è il terzo pilota. Abbiamo 5 secondi. Dai ragazzi, su. Abbiamo 5 secondi una di bella ritardo su lotta con Di Vergne. Resta, Molto lontano, stiamo aumentando anche il distacco sul nostro Commendone, altri 5 secondi, ci allontaniamo ma non riusciamo a prendere Bergn, proprio è lontanissimo dalla nostra posizione, intanto non accenna il tempo a cambiare, sempre questo fantastico tempo che spacca le pietre, abbiamo un asciutto, l'asfalto probabilmente sarà sui 33-34 gradi, quindi le gomme vanno una favola, poi con questo assetto le gomme non vengono molto sollecitate, quindi possiamo stare tranquilli anche per un bel po' di giri. Ok, vediamo di continuare, sicuramente nei giri, nel secondo e nel terzo giro ho effettuato quel piccolo errore proprio per colpa della frenata, maledizione, forse ho frenato troppo e ho accelerato di conseguenza, quindi ho perso l'aderenza per quanto riguarda il posteriore, maledizione. Vediamo di continuare, siamo al 12esimo giro circa, staremo raggiungendo ovviamente la nostra 8ª posizione adesso al muretto dei box, vediamo quello che possiamo fare, ancora c'è tantissima strada davanti a noi, ma sicuramente Bergn si sarà allontanato tantissimo, adesso il nostro obiettivo è quello di mantenere la posizione, ovviamente riuscire a mantenere questo profilo con questo carburante sul normale. Io direi di non sforzare neanche la macchina con il carburante elevato perché sicuramente non riusciremo ad acciuffare lo stesso Bergn, quindi cerchiamo di mantenere la stabilità per altri 2 giri e riuscire a portare a casa questi fantastici punti. Vediamo adesso più o meno quello che succede nella nona posizione, vediamo se c'è qualche aggiornamento, qualcosa di nuovo, andiamo direttamente. Niente da fare, sempre ho fatto il mio miglior giro personale, però è sempre lotta con Di Resta, veramente siamo vicinissimi, le gomme sono in temperatura, però la macchina non ha una tenuta di strada adeguata per lottare per le prime posizioni. Una gara in salita, ma dai, cerchiamo di portare a casa questi 2 punticini mondiali. Bene, bene, grazie Marco, ritorniamo nuovamente alla postazione della Williams, abbiamo circa 1/10 di secondo in meno per quanto riguarda il nostro pilota davanti, ovvero il nostro caro Bergn che si ritrova al 7º posto, vediamo se possiamo magari ottenere qualcosa in più per riuscire a metterlo un pochino in difficoltà, ma sicuramente dobbiamo attendere un suo particolare errore o magari una piccola svista di frenato, magari dell'acceleratore per ottenere qualcosa in più, ma sicuramente non sforzerò la macchina per i prossimi giri perché cercherò di mantenere questa andatura
regolare per evitare di perdere ciò che siamo riusciti a guadagnare. Comunque siamo rientrati lo stesso all'interno del nostro obiettivo, della nostra scuderia. Sicuramente abbiamo soddisfatto tutte le richieste ovviamente del nostro caro Frank Williams. Vedremo adesso quello che riusciremo a fare soprattutto nelle prossime gare. Il Gran Premio della Cina ci aspetta e sicuramente potremo di conquistare la prima posizione, perché siamo in grado di farlo, come avete visto sin dai primi giri. La nostra macchina è abbastanza potente e sicuramente il nostro assetto è stato fantastico in questi ultimi giri. Allora vediamo di continuare ancora questo ultimo curbone che ci porterà direttamente al giro finale. Adesso vedremo di dare un'occhiata. Il nostro miglior giro è stato di 1:41.297. Tra poco arriveremo alla nona posizione per capire più o meno qual è stato il suo miglior giro, ovviamente come si è comportata la Ferrari quest'oggi. Vediamo un po'. Allora, il mio miglior giro è 1:41.505, sono sempre in lotta con Di Resta. L'obiettivo della scuderia è il 18° posto, quindi siamo in linea con le aspettative del nostro ingegnere. E niente, qua è una lotta continua con Di Resta, un secondo, 8 decimi. Siamo dagli 8 decimi al secondo con Paul Di Resta. Alonso sempre male, 11°. Perfetto, siamo riusciti ad allontanare il nostro comandone di altri 3 decimi e intanto Paul Di Resta, il nostro caro Bergner è riuscito ad allontanarsi di altri 2 secondi. Sto adesso rallentando un pochettino, sto affrontando le curve con più leggerezza, con più tranquillità, per evitare che perda stabilità e soprattutto aderenza per finire fuori pista. Ormai i pneumatici hanno raggiunto una temperatura tale da non subire particolari sollecitazioni dall'asfalto, soprattutto dei nostri cordoli, quindi sicuramente possiamo stare abbastanza tranquilli per i prossimi giri. Molto bene, ecco che arriva nuovamente il nostro comandone, lo vediamo appunto dietro di noi che ha affrontato adesso la prima curva verso la collinetta. Attenzione, vediamo di stare un po' attenti. Perfetto, adesso arriveremo direttamente al rettilineo finale. Ecco, ci dice appunto l'ingegnere che sei al nostro inseguimento, probabilmente stai scrutando il nostro alettone dalle tue telecamere della macchina. Vediamo un po' adesso, ultimo rettilineo, vediamo quello che siamo riusciti a fare. Sicuramente questo è stato un giro abbastanza lento, perché sicuramente la nostra autovettura non deve essere sollecitata più di tanto per evitare che finiamo appunto fuori pista. Comunque il mondiale sta iniziando abbastanza bene, credo che nella gara a Melbourne siamo riusciti anche a guadagnare qualche altro bel punticino e siamo riusciti anche a portare a casa altri punti ottimi appunto per il nostro mondiale. Sicuramente qualche pole position cercheremo di portarcela a casa nei prossimi Gran Premi. Comunque davvero dammi la tua opinione, Marchino, per i primi contatti, per le prime sfide nei primi giri tra Williams e Ferrari. Facci sapere la tua opinione. È stata una cosa incredibile, mi sono divertito alla grande, un'emozione incredibile. Intanto giro migliore per il comandone personale, 1:41.3. Mamma mia. No, è stato veramente un duello epico. Forse è stato anche meglio che ho investito, come dire, ho perso aderenza nel primo giro, perché ha alimentato ancora di più la lotta, il fuoco tra le due macchine. È vero. È vero. No, sarà un mondiale meraviglioso, ragazzi. Cioè, anch'io non sono soddisfattissimo di questa gara, però d'altronde senza le prove libere è difficile. Infatti dalla prossima gara mi faccio un po' di prove, perché sinceramente l'assetto proprio non è stato dei migliori, veramente un assetto troppo aggressivo in curva, perdo troppo tempo, non va bene. Perfetto, sicuramente il nostro ingegnere ci afferma che abbiamo qualche problemino col carburante, se ho sentito bene, ma il nostro carburante lo stiamo tenendo abbastanza bene. Abbiamo ancora riserve per 2 giri, quindi non abbiamo problemi da farci appunto per i prossimi 300-400 metri da affrontare. E ovviamente vince Lewis Hamilton in questa gara. Hamilton È partito primo, eravamo riusciti a sgraffignare la prima posizione, però è riuscito nuovamente a mantenerla anche dopo il tratto dei box. Davvero fantastica gara per il grande pilota inglese. Adesso vedremo quest'oggi cosa riuscirà a fare la sorella della McLaren, sicuramente 8° posto. Vedremo quello che riuscirà a fare anche Pastor Maldonado. Ed ecco che si termina la gara all'8° posto qui a Kuala Lumpur, appunto in Malesia. Ed eccoci, attendiamo appunto che la gara finisca. Anzi, diamo un'occhiata all'alettone del nostro Marchino. Eccoci qua appunto davanti a lui e si finisce la gara. 8ª posizione, nono il nostro caro Comendone, 4 punti guadagnati. 4 punti, congratulazioni. Sì, 2 punticini, dai, alla fine siamo partiti 16esimi, quindi sono abbastanza soddisfatto. Però è chiaro che la Ferrari, insomma, la Malesia con un gran premio, insomma, che favorevole al Comendone, però niente, un assetto sbagliato, niente da fare. Però bellissimo il duello con il grande Eddie, si prospetta un mondiale sicuramente da rifare.
Vediamo un po' dove è finito il nostro Maldonado. Veramente. Eccolo qui, sicuramente sarà negli ultimi posti, 18ª posizione, non ha guadagnato nessun punto. Adesso daremo un'occhiata alla classifica costruttori e tutto il resto. Proseguiamo adesso alla nostra intervista e sicuramente alla festa del podio. Ci becchiamo ragazzi al prossimo gameplay, ragazzi, ci vediamo un po', sicuramente sarà all'interno del canale del nostro Commendone veneziano. Ciao a tutti ragazzi. Ciao!